Cavalli in partenza, come dice il jingle, sotto il nubifragio di questa quarta corsa che prevede un confronto per anziani di categoria G, campo completo questa volta, tutti e 10 i driver hanno possibilità di guidare e sfidarsi in questa corsa in cui parte da favorito Roberto Vecchione, che è già il capoclassifica con un punto di vantaggio su Maurizio Cheli e 2 punti su Marco Stefani. Autostart in movimento. All'1 Castiglione Andrea Farolfi, 2 Big Best Elvin Roberto Vecchione, 3 Urian Horse Santomollo, 4 Fulmine SM Marco Stefani, 5 Episodio Jet Manuel Pistone, 6 DDP Marco Volpato. In seconda fila 7 Devil Red Cells Luciano Messineo, 8 Fiordalisa Blu Maurizio Cheli, 9 Il Diablo Roberto Ruvolo, 10 Edin d'Altri Lorenzo Baldi. Problemi fasi di allineamento per Fulmine SM. Partiti. Sbaglia Il Diablo, cerca di andare a condurre Big Best Elvin, attaccato numero con decisione 9, da Urian Il Diablo, che insiste all'attacco squalificato. dell'avversario sulla prima curva. Si difende Big Best Elvin, attacca Urian Orso, viene fuori una prima curva micidiale con Santomollo che insiste su Roberto Vecchione, 200 metri in 13,6 addirittura, e alla fine Big Best Elvin rientra Urian Orso che cerca di parcheggiare secondo avanti a Castiglione, mossa che riesce. Poi in quarta posizione è Episodio Jet che precede Fiordalisa Blu, quindi Daddy P, poi Devil Red Cells, gli altri più indietro. 400 iniziali in un siderale 27,5. Big Best Elvin in vantaggio, alle sue spalle Urian Horse, in terza posizione c'è Castiglione, in quarta Episodio Jet, 43,7 per i primi 600 metri di corsa con una stoppata in 16,2 per la curva. Ora Big Best Elvin cerca di risparmiare un po', ma arriva all'esterno Castiglione, 800 metri in 59,4 con un 32 di secondo quarto di gara. Castiglione avanza allo scoperto, raggiungendo Urian Horse, cercando di portarsi su Big Best Elvin che si mantiene comunque ancora in chiaro vantaggio. Poi Fiordalisa Blu ed Episodio Jet, quindi Daddy P, chilometro in 1,14,7 da parte di Big Best Elvin che prova ad allungare sulla retta opposta alle tribune per sbarazzarsi definitivamente della concorrenza a 400 dal palo. 1,29,1 i 1200 metri da parte di Big Best Elvin che è in nettissimo vantaggio nei confronti di Castiglione che passa secondo avanti a Fiordalisa Blu, poi ancora Episodio Jet, la retta d'arrivo per Big Best Elvin, di più per tutti gli altri. Big Best Elvin rientra molto bene, nonostante un po' di stanchezza finale più che comprensibile, vince chiaramente. Al secondo posto finisce Fiordalisa Blu che precede Episodio Jet, 1,14,3. Vince Big Best Elvin, 10 punti per Roberto Vecchione, il training di Diego Dall'Olio, i colori di Dan Hultberg. Vince il 7 anni da Classic Photo, che si ripresenta al meglio. Diego Dall'Olio lo ripresenta attrezzato da festa, vince nonostante lo strappone iniziale. Corre bene, fa il secondo Fiordalisa Blu, al terzo Episodio Jet.